Fulvio Cavallari, Adusbef Veneto, parliamo di questo problema delle banche, un problema che voi avevate segnalato da tempo e che oggi invece i correntisti italiani trovano questo regalo sotto l'albero di Natale. Forse anche un regalo, diciamo, delle autorità di vigilanza. Se, diciamo, ci si fosse attivati sin dal 2008 probabilmente non ci saremmo ridotti in queste condizioni. Oggi cosa concretamente si può fare? Ci sono due percorsi fondamentalmente. Il primo è quello che viene individuato attraverso il raggruppamento e coordinamento delle associazioni dei consumatori, che ricordo tutti, per inciso ci troviamo questa sera tutti quanti a Spresiano, alla discoteca Odissea, aspettiamo circa 2000 persone per andare a votare compatti poi all'assemblea di Veneto Banca del giorno 19 dicembre presso la sede dell'istituto. È importante esserci perché il voto è capitario, cioè un voto una persona, e quindi più soci saranno presenti, più sarà la possibilità di far sentire la voce delle persone. L'altra strada fondamentalmente è quella del percorso, diciamo, della costituzione di parte civile nel processo penale, instaurando, che ci si augura verrà radicato molto a breve dalle Procure della Repubblica di Vicenza per quanto riguarda Banca Popolare di Vicenza, e dal quale ci si aspetta l'esito delle indagini, quindi la formulazione dei capi di imputazione e quindi dare poi la possibilità di costituirsi parte civile. Ecco, invece per i correntisti invece non coinvolti direttamente in queste situazioni, cosa possono fare per, tra virgolette, valutare lo stato di salute della loro banca? Qui ci sono i famosi parametri europei, CET1, cioè praticamente il patrimonio di vigilanza della banca. Bisogna fare molta attenzione, c'è stato il cosiddetto stress test da parte delle autorità della BCE, hanno analizzato i bilanci degli istituti di credito, valutati i debiti a sofferenza, e se il patrimonio di vigilanza risulta essere sufficiente, quindi con il cosiddetto requisito denominato CET1, in gergo un po' tecnico, si può stare tranquilli, altrimenti ovviamente bisogna tenere un occhio aperto.